Il governo salva in extremis il superbonus con qualche paletto e parecchi patemi per migliaia di cittadini e imprese che tirano il fiato. Ma è lo stesso progetto che iniziava a mostrare segni evidenti di cedimento. Sono 2 anni che continuiamo a ripetere che questo bonus è nato profondamente sbilanciato, sia da un punto di vista finanziario, sia da un punto di vista temporale. La misura del 110% era ritenuta sproporzionata dall'associazione, per la quale la tempistica doveva essere più lunga, perché la parentesi di soli 2 anni ha causato parecchi problemi alle aziende. Ecco quali. Innanzitutto aumento notevole di tutte le materie prime, e questo si è visto bene. Ci sono alcuni prodotti dell'edilizia che sono duplicati o triplicati. Non solo, ma ha generato anche che per 1 anno e mezzo abbiamo avuto aziende che hanno lavorato giorno e notte e oggi sono passati dagli straordinari alla cassa integrazione. Insomma, è un compromesso politico che per ora mette tutti d'accordo, ma sul futuro c'è molto da lavorare. Personalmente, e credo di parlare a nome di gran parte degli imprenditori, quasi tutti siano d'accordo con quanto espresso dal ministro Giorgetti, cioè questo paese non può vivere di bonus. Erano molte le aziende che sarebbero state messe in difficoltà dal taglio definitivo del bonus a fine anno. Certamente per le aziende del settore alcune pensavano al peggio, perché ci sono determinate realtà che hanno messo in casa materiali, hanno messo in casa materie prime per finire determinati lavori e per problematiche successe anche a volte di burocrazia sono state rallentate nei lavori. E ora che cosa cambia? Da adesso in poi si arriva al 70%, quindi c'è ancora questa possibilità di ammodernamento di vecchi stabili, ma con una misura che sicuramente è sostenibile.